Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Oltre 365 milioni di euro per le imprese che operano in Sicilia e una moratoria dei mutui IRFIS Fin Sicilia per contrastare il caro bollette. Sono i due maxi interventi varati dal governo Schifani nel corso della giunta di oggi per sostenere le aziende dell'isola messe in ginocchio dall'aumento dei prezzi dell'energia aggravato dal conflitto russo-ucraino. Il provvedimento, dice il presidente della regione Renato Schifani, va in soccorso delle imprese siciliane che da molti mesi ormai stanno subendo il vertiginoso rialzo dei costi energetici, un aiuto che permette di scongiurare eventuali rischi di chiusura delle attività, salvaguardando l'occupazione. Adesso la cronaca, un incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15 a Scicli in provincia di Ragusa. A perdere la vita un uomo di 46 anni che al momento dello schianto avvenuto in zona di Cavadaliga si trovava in sella ad una moto. In base a una prima ricostruzione il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per poi schiantarsi contro un palo della luce. Sfortunatamente i soccorsi non sono stati sufficienti e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto si è recata la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Polizia di Stato ha sventato una violenta rapina in farmacia, tentata e quasi portata a compimento nel quartiere Passo di Rigano a Palermo, arrestando due malviventi di 35 e 23 anni, entrambi pregiudicati. I poliziotti hanno deciso di fare irruzione nella farmacia con uno dei due rapinatori che, armato di pistola carica, ha bloccato una farmacista, le ha puntato l'arma alla tempia e l'ha trascinata verso l'uscita della farmacia facendone uno scudo umano. Fortunatamente i poliziotti sono riusciti a farlo desistere. Gli arrestati dovranno rispondere dei reati di tentata rapina aggravata, sequestro di persone e porto abusivo di arma da fuoco. In chiusura il meteo, dopo una breve parentesi di sole, domani ritorna il maltempo in Sicilia. Nella mattinata il cielo sarà parzialmente nuvoloso in gran parte della regione, con forti precipitazioni nella zona orientale. Nel pomeriggio le piogge proseguiranno e si espanderanno su quasi tutta l'isola, soprattutto nel Catanese e nel Messinese. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolta tutta l'isola. Si segnalano venti forti dai quadranti meridionali a prevalente componente sudorientale con raffiche di burrasca, temperature in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.